museo è un racconto a colori della storia di Adria e del rapporto con il Mediterraneo. È raccontato l'incontro tra Etruschi e Greci. Ci sono queste tombe principesche in cui gli aristocratici etruschi si circondavano di oggetti che provenivano da tutto il Mediterraneo. Poi c'è la storia di Adria romana e anche in età romana Adria è stato un punto di incontro per commerci. Il patrimonio più importante del museo, oltre alla ceramica attica, sono i vetri che vedete alle mie spalle, vetri che venivano dalla Siria, dalla zona dell'Italia, vetri che adesso sono conosciuti in tutto il mondo, vetri che ci collegano sia a musei italiani importanti come il Museo di Aquileia o anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche a musei internazionali in Europa e in tutto il mondo. Ci troviamo in questa sala dove abbiamo allestito un piccolo cantiere di restauro che riguarda questa statua. Rappresenta Ulisse. Il restauro è finanziato dal Museo d'Arte Cicladica di Atene, che ci ha richiesto in prestito quest'opera, che è di età romana, secondo secolo d.C. È un ritorno, quello di Ulisse, un ritorno in Grecia che è un'area che ha un fortissimo legame con questo museo e con i musei archeologici nazionali del Veneto, di cui il museo fa parte, all'interno di una rete di contatti che riguardano non solo l'area alto-adriatica, il delta del Po, ma anche l'Europa e soprattutto l'Oriente. Da questi mondi provengono infatti le opere che tuttora noi possiamo esporre, conservare, che sono ancora frutto di relazioni internazionali molto importanti con il Museo d'Arte Cicladica, con il British Museum di Londra e con tanti altri musei europei ed extraeuropei. Quindi relazioni, rapporti, collegamenti tra i vari musei nazionali del Veneto con il mondo dell'Europa e non solo.